Buongiorno bellissimi, oggi vi porto a fare un'esplorazione molto semplice ma non per questo meno interessante. Siamo nella frazione di Pielungo, nella Val d'Arzino, in comune di Vito d'Asio, e andremo all'esplorazione di un castello. Oggi ci immergiamo in una vera e propria fiaba. L'esplorazione in sé sarà abbastanza breve, sono appena 4 km con poco dislivello, ma sono molto curioso, penso che sarà super interessante. E sarà infatti super interessante. La fiaba di oggi parla di un uomo dalle umilissime origini di nome Giacomo Cecconi. Giacomo nasce proprio qui, a Pielungo, in un piccolo paese sperduto nel nulla. All'epoca non c'era neanche la strada che collegava il villaggio al resto dei paesi. E come per la maggior parte dei bambini di quell'epoca, anche Giacomo, vivendo in un paesino di campagna, cresce analfabeta. Ma a 18 anni, appena raggiunta la maggiore età, decide che vuole cambiare strada. Abbandona il paesino di Pielungo e va a vivere a Trieste, dove inizia a studiare nelle scuole serali disegno geometrico per fare l'assistente edile. E ti interrompo solo un momentino. Ecco rotta la magia. L'inizio del sentiero è molto semplice, c'è una piccola salita ma è proprio facile raggiungerlo e trovarlo. Dalla chiesa basta andare sempre dritti, c'è un'unica strada che attraversa il paese e che entra direttamente in questa bellissima faggeta. Ok, possiamo continuare con la storia. Sì, facile, ma adesso ho perso il filo. Quindi disegno tecnico, assistente edile. Ah sì, quindi è così che Giacomo in breve tempo da manovale diventa effettivamente muratore. Ed è così impegnato e bravo che riceve compiti sempre più importanti. A soli 24 anni decide di lavorare in proprio e di chiamare alcuni uomini del suo paese natale per lavorare insieme a lui come operai. E prima ancora di compierne 25 inizia a ricevere appalti nel ramo ferroviario in Austria, Croazia e anche Ungheria. C'è poco da fare, Giacomo è veramente in gamba, la sua mentalità imprenditoriale è veramente sviluppata e negli anni successivi si fa conoscere in tutto l'impero austro-ungarico. I lavori che riceve sono sempre di maggior pregio e contribuiscono ad aumentare sempre di più la sua popolarità, tanto che a un certo punto lo stesso Umberto I, allora re d'Italia, gli conferisce il titolo di conte. È incredibile se ci pensate, una vera e propria fiaba, un bambino analfabeta che diventa un vero e proprio conte. E decide addirittura di costruire il suo castello proprio a Pielungo, nel paese in cui è nato, dove contribuisce allo sviluppo stradale, alla costruzione delle scuole, del campanile. E come se questo non bastasse fa anche piantare più di 2 milioni di alberi, costituendo il bosco in cui stiamo passeggiando. Non siamo ancora arrivati al castello e sono già innamorato di questo percorso. È molto semplice ma ci sono un sacco di piccole cose meravigliose. Le felci, i faggi, i funghi, le farfalle, è bellissimo. E se anche voi vi fermate tantissimo a osservare queste cose, considerate l'opzione di un pranzo, perché ci sono anche tantissime panche e tavolini dove è perfetto fare un picnic. Ho appena realizzato che tutte le cose meravigliose di questo bosco iniziano con la F. Tipo questi. Tipo questi sono veramente fighi. Ed è qui che termina la nostra fiaba. Purtroppo il castello non è visitabile dall'interno, ma già solo vederlo e conoscerne la storia sono una grandissima fonte di ispirazione. Bellissimo! E adesso per tornare a Pielungo dobbiamo solamente seguire via Castello. C'è solo una cosa che mi domando. Ovviamente è fonte di ispirazione e ammirazione, ma chissà se Giacomo era felice.
Bene, è giunto il momento delle considerazioni finali. Prima però vi inviterei a mettere un mi piace, a condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Inoltre vi direi anche di dare un'occhiata al sito Mille o Mille Miglia per i dettagli di questa esplorazione e anche di tutte le altre che abbiamo già fatto e che faremo. Come considerazioni finali direi che è una esplorazione veramente base, molto semplice sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico, è adatta a tutti, famiglie, bambini, animali, ed è anche molto ricca di cose da vedere. È veramente molto curiosa e con gli occhi giusti avete un sacco di meraviglie da scoprire. Non ci sono particolari difficoltà a cui prestare attenzione, quindi direi che questo è quanto. Spero che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!